Ma tu sì, tu sei allora, cinese. ritorniamo al punto, però abbiamo pochissimi minuti, siamo in chiusura purtroppo. Allora, un'opportunità, è quello che si vuole arrivare, un'opportunità, l'estero, l'apertura delle frontiere, anche chi viene, eccetera, e quindi un gravissimo danno per la nostra economia se si chiude Schengen, se adesso questi mercati si instabilizzano, perché diventano ancora più instabili perché abbiamo questi atti gravissimi di terrorismo, e quindi danno oppure no? Il tornare indietro potrebbe essere qualcosa che ci può dare un nuovo rilancio, visto che comunque 0,0, non è che ci stiamo muovendo tanto. Non siamo come dovremmo essere come la Spagna, invece siamo peggio della Spagna, la sogniamo. Partiamo come battuta di chiusura da lei e facciamo il giro. Allora, la globalizzazione ha gli aspetti positivi e quelli negativi. Diciamo, le imprese che sono riuscite a fermarsi all'estero sono riuscite a sopravvivere rispetto a quelle che non sono riuscite a farlo. Io ritengo che e ci sono mele marce sia tra gli imprenditori stranieri che tra quelli italiani, quindi non sono completamente d'accordo con quello che dice il dottor Cesare. Io in ogni caso dico, la chiusura, tornando a Schengen, allora sicuramente il problema di Schengen rappresenta un freno per le nostre imprese. Sono state fatte delle stime, cioè, a livello europeo la chiusura dello spazio Schengen potrebbe causare 1.400 miliardi nei prossimi 10 anni. Questo significa, diciamo, per il nostro... Di danno. 1.400 miliardi, sono 140 miliardi all'anno per l'Europa e per l'Italia 10 miliardi, mi pare tra i 10 e i 15 miliardi all'anno, ecco, come danno. Quindi sicuramente, diciamo, la chiusura, e quindi tutto quello che si pone come chiusura, come costruzione di muri, eccetera, questo rappresenta, secondo me, non è tornando indietro che noi andiamo avanti. Questa è la mia opinione. È molto personale. renziano questo, okay. sì. Quindi io ritengo che questo causerà, diciamo, un aumento di spese nei controlli e potrà danneggiare le imprese. Però ho detto che non parlo più, ascolto. Lei che lavora solamente con l'estero, probabilmente... Ma lavoro solo con aziende italiane, io che è diverso, cioè, non è che lavoro con aziende estere, io lavoro con aziende italiane che esportano, cioè a me dell'estero me ne frega proprio niente, io lavoro con aziende italiane, ho solo dipendenti italiani, lavoro con fornitori italiani, cioè io sono autarchico e quando sento che è un'opportunità, che costruire i muri non va bene, che bisogna aprire, sembra un discorso un po' ecumenico, posso dire la verità. Da Union Camere mi aspetterei delle cose più pragmatiche, non tanto queste dichiarazioni di intento un po' boldriniane che francamente mi lasciano un po' perplesso. Fino adesso io ho parlato di numeri e quindi forse era meglio, secondo me. Siccome mi pare che qui c'è stata si è scivolati più volte, diciamo, su altri temi, mi sono sentito di dire... Sto facendo un po' di polemica con lei, ma in maniera molto tranquilla. E comunque, diciamo, il fatto di tornare indietro quando la globalizzazione è stata scelta da tutti... No, da me no, sa. E io stavo meglio prima che adesso. Guardi, molto onestamente, non è del tanto meglio tanto peggio. Io stavo meglio prima, le posso dire la verità. Io stavo meglio prima quando c'erano le frontiere, quando c'era il muro di Berlino, quando i papi facevano i papi e non facevano i politici, quando per andare all'estero cambiavo la mia liretta, vivevo benissimo, stavo tranquillo, andavo in ospedale al pronto soccorso, dopo 10 minuti mi guardavano, adesso sto lì 2 giorni, perché prima di me ci sono 2000 risorse, come le chiama lei, che mi rompono un po' il presidente della regione Lombardia. Ecco, questa è la realtà, capisce? Ecco, scusi. Comunque, io ritengo, diciamo, che l'estero continui a rappresentare un'opportunità e quella delle frontiere è una cosa sbagliata. Perfetto, bene. Conzato. Ce l'ha dato Gesù Cristo. Io lavoro con l'estero, quindi devo necessariamente dire che è un'opportunità. Quindi se succedesse quello che si ma io ho subito non so se può essere un contributo pragmatico, ma c'è nell'estero, per me c'è un concetto fondamentale che spesso non è applicato, che è la reciprocità. Allora, quando noi parliamo di liberalizzazione, non dobbiamo capirci, cioè liberalizzazione non vuol dire tutti fermo chissà cosa, reciprocità, i vincoli, parliamo di quote latte, parliamo del vino, della frutta, dell'olio della Tunisia, parliamo di tutte queste situazioni. Allora, quello che potrebbe regolare il mercato globale, che poi diventa regionale, come dicevo prima, è la reciprocità, semplicemente questo, quindi le norme. Di regole? Di regole, esatto, norme, regole certe, reciproche, consentendo a tutti, e quindi
quindi ai nostri imprenditori, di competere nei mercati internazionali forti del valore del nostro prodotto, però nell'ambito di regole reciproche, stando attenti alle barriere non dichiarate. E tutti i paesi al mondo, ognuno sta cercando di difendere il proprio prodotto. Io da questo punto di vista sono d'accordo, anche noi dobbiamo difendere il nostro, e a questo punto c'è solo questa strada: condividere regole e reciprocità, forse questo aiuta. Più che chiedere se l'estero è un'opportunità, io penso che una cosa veramente, se c'è opportunità è il lavoro, cioè, il lavoro è un'opportunità, l'estero è una conseguenza. Quindi per me il fatto di operare con l'estero resta comunque importante. Se uno dice ma chiudiamo le barriere, certo che questo comporterebbe dei problemi. Cioè, questo è chiaro che comporta dei problemi, alcune aziende sicuramente li comporterebbe un aggravio di costi più che altro, però bisogna vedere se noi vediamo un concetto dal punto di vista economico o un concetto dal punto di vista politico. Cioè, probabilmente devono contemperare le due questioni. Certo. Sì, esatto, vanno valutate in maniera molto perché tranquilla. Se decide la politica, poi l'economia fa una cosa. Certo è che la politica che adesso io non scendo nemmeno io in politica perché magari non è il caso, però insomma, è lampante che l'eccesso di apertura, come diceva anche lui, condivido anche il rispetto di regole e anche il fatto di questi cambi sia abbastanza importante. Cioè, io ho la mia idea, cioè io dico, ad esempio, non perché ce l'ho con i cinesi, ma voglio dire, io ho un regime dove sono libero, la Cina ha un regime dove è libero? Punto. Quindi anche qua si e io mi chiedo, ma allora io che sono, mi definisco cattolico, io che mi definisco, qualcuno anche no, di idee magari, bene, ma allora io accetto di dialogare economicamente con chi magari priva la libertà o con altri paesi che possono farlo. E questo è un discorso insomma molto più ampio e importante. Sei contro la della Turchia che entri nella comunità europea? Stavo tirando fuori il discorso. Insomma, cioè io non è una domanda la mia. Non voglio fare discussione politica, dico questo per me è importante, la libertà della persona va al centro rispetto a qualsiasi altra natura, idea Cesaro, o principio. Ma non è questione di libertà o meno in Turchia, è che la Turchia con l'Europa, a parte Istanbul, c'entra proprio nulla. Potremmo fare entrare anche la Siria, l'Afghanistan, oppure per un senso proprio entusiastico di ecumenismo planetario facciamo entrare anche il Sudafrica in Europa. Ormai entrano un po' tutti. Quello che ha detto Fabio, ma anche quello che ha detto l'amico del Promex, ecco, è che il lavoro deve essere al centro, no? Perché se noi globalizziamo e aziende come Benetton, che prima davano lavoro nel Veneto a 10.000 persone, certo, dico a caso, adesso comprano le magliette e le fanno fare in Bangladesh, così lasciamo fuori la Cina, le portano in Italia, le commercializzano, le impacchettano, così possono mettere anche, presumo funzioni così, il Made in Italy, però quelle 10.000 persone che prima lavoravano adesso ne lavorano 100 e noi abbiamo perso posti di lavoro. E questa è la realtà, cioè bisognerebbe fare il conto con queste cose che non sono molto politiche ma sono reali. Ma lavoro retribuito in modo congruo. Beh, ci mancherebbe anche altro, ma da quant'è che lottiamo questa roba? Una battuta, Alio. Sì. Allora io faccio il servizio di internazionalizzazione presso Euro Interim Service SPA, quindi io aiuto le aziende italiane per fare business all'estero, quindi sicuramente la chiusura non facilita questo tipo di lavoro. Io vorrei dire solo una cosa, cioè, secondo me in Italia c'è un proverbio, paese che vai, usanza che trovi. Perciò secondo me uno straniero che viene in Italia si dovrebbe adeguarsi alle usanze, alle regole italiane. E quindi anche qui reciprocità e rispetto. Deve essere reciproco. Poi un'altra cosa, adesso il problema di chiusura perché ci sono molti profughi che vengono qua. Dobbiamo anche pensare perché ci sono tutti questi profughi. Secondo me perché l'Occidente ha destabilizzato il Medio Oriente. Perciò questa è la causa principale. Perciò tutti sono qua perché questi profughi hanno perso la loro casa. Questo è una causa. Andremo ad affrontarlo per un altro momento. La saggezza cinese. Da Confucio in poi non c'è niente da fare. Da valutare con attenzione. Proprio chiudiamo perché siamo fuori tempo massimo. Io normalmente al termine delle nostre trasmissioni faccio una panoramica, fai solo un'osservazione sistemica, no? Questa sera invece non voglio farlo, voglio andare un attimo su una cosa precisa, perché abbiamo parlato di estero, di frontiere, innovazione, regole, abbiamo parlato di tante cose
che andavano sviscerate, analizzate nel dettaglio per poterle condividere, poterle confrontare le varie opinioni. Io mi focalizzo allora su una cosa precisa, sull'impresa. L'impresa è l'unica sorgente di lavoro, lavoro vero, perché se parliamo di lavori dello Stato, lavori vari, lasciamo perdere. Il lavoro, più gente lavora, più c'è economia, però le imprese devono avere il credito per poter assumere personale. E allora quando la Camera di Commercio, come è emerso, dà dei soldi alle imprese, o quando anche io come Agenzia per il Lavoro finanzio le imprese per 2 o 3 mesi, perché l'azienda che chiede lavoratori a me va in banca, la banca non gli dà i soldi per assumere lavoratori temporanei, con me sa che usufruisce dei lavoratori 2 o 3 mesi, 4 mesi, che io finanzio a mio modo di vedere. Però è evidente che sono delle situazioni malate di un accesso al credito assolutamente non adeguato. Allora io dico che secondo me dovrebbe Draghi, la Banca Centrale Europea, dovrebbe essere veramente molto ligia con le banche, è severa e dare indicazioni precise che i soldi devono andare alle imprese e alle famiglie. Ecco, quindi tutti i vari palliativi non funzionano, allora bisogna stabilire delle regole in modo tale che i soldi circolino. Ecco, io mi limito a questa sera a fare non questa aggiungiamo altro, perché sennò non finiamo più. Esatto. Grazie mille di essere stati qui con noi, grazie naturalmente per l'approfondimento ai nostri telespettatori di averci seguito, e ovviamente approfondiremo altri temi, questi qua gli spunti vengono parlando le prossime settimane. Arrivederci, grazie, buon proseguimento. Grazie. Grazie. Luigi Sposato, presidente Eurointerim. Andiamo su un'altra piattaforma, andiamo quindi su internet e parliamo di qualcosa di estremamente importante e innovativo per le aziende che vogliono farsi conoscere, far conoscere e vendere i propri prodotti all'estero, ovvero Bravo Italia è un marketplace di Eurointerim Servizi SPA e del gruppo quindi Eurointerim Agenzia per il Lavoro. Intende dare la possibilità a coloro, quindi piccole e medie aziende, che hanno un prodotto italiano, quindi Made in Italy valido, e viene data la possibilità di poter metterlo in vetrina e farlo individuare e riconoscere nel mondo. Sostanzialmente noi diamo l'accessibilità alle imprese che vogliono mettere in vetrina i prodotti in maniera molto semplice, dal telefonino, dal tablet, dal computer, si caricano, si mettono in vetrina i propri prodotti e con un click si riescono a inserire diverse tipologie, quindi taglie, misure, quantità, modalità di spedizione, tutto quello che serve per poter poi promuovere appunto all'estero il prodotto Made in Italy. La cosa che faremo è, mentre il cliente ha l'onere di inserire, quindi di dedicare del tempo per inserire questi prodotti in vetrina, il nostro onere sarà quello, oltre a mettere a disposizione questa piattaforma estremamente evoluta, quello di posizionare nei motori di ricerca del mondo il Bravo Italia, questo marketplace, in modo tale che dalla Cina, dall'India, dagli Stati Uniti, ovunque una persona si colleghi e voglia comprare il Made in Italy, noi dobbiamo fare in modo che appaia nelle pagine di ricerca il Bravo Italia, e di conseguenza poi il cliente fa le scelte rispetto a quello che ritiene opportuno. Le potenzialità che possono essere offerte alle aziende sono enormi. Come dicevo, il Made in Italy è riconosciuto come un qualcosa che appartiene a noi, quindi possono veramente tutti quanti prendere ad esempio dei prodotti che le nostre imprese producono ed esportano. Le potenzialità sono quelle di potersi andare a collocare in mercati, sia mercati emergenti sia mercati già consolidati, e di conseguenza anche, perché no, aumentare la forza lavoro qua in Italia, quindi dare delle opportunità di lavoro, perché è evidente che se si vende di più all'estero si assume di più in Italia. Va considerato che questo marketplace può aiutare, e in qualche caso è già stato così, alle imprese che mettono in vetrina i loro prodotti, di poter anche trovare dei distributori e dei rivenditori nel mondo, quindi non solo vendere il singolo pezzo, ma anche trovare l'opportunità di ampliare in maniera grande la propria possibilità di business. Il tuo prodotto è from Italy. Vendilo qui su www.bravoitalia.it.
Bravo Italia è una nuova e dinamica piattaforma marketplace che vuole offrirti la possibilità di pubblicizzare e vendere i tuoi prodotti from Italy all'estero. Noi ci occupiamo del posizionamento su Google per promuovere lo stile italiano all'estero e della visibilità del tuo brand sui social network. Tu crei la tua vetrina gratuitamente, sponsorizzi il tuo brand e incrementi il parco clienti. Puoi gestire le spedizioni ovunque tu sia. Spedisci i tuoi prodotti in tutto il mondo. La chiave del tuo magazzino è sempre a portata di mano. Riassortisci i tuoi prodotti e la tua vetrina è sempre viva. Abbiamo a cuore il tuo successo, perché sarà anche il nostro. Registrati con un clic. Inserisci con facilità i tuoi prodotti. Gestisci in autonomia la tua vetrina e gli ordini. Sponsorizza il tuo brand gratuitamente. Registrati e inizia a vendere.